senza filtri. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Sic et Non, ancora una volta sulle frequenze di Radio Libertà per esaminare, per commentare le notizie della settimana, per fare qualche riflessione così non troppo banale, soprattutto per i tempi, insomma, del pensiero unico woke, e per cercare di dare comunque una via, un modo di ragionare che possa un attimo liberarci dal pensiero mainstream, ripeto, e tornare insomma su quel sano buonsenso che ci ha governato da sempre. Quindi vi ricordo che potete intervenire per proporre argomenti, per dire la vostra, per commentare o contestare le nostre affermazioni. Potete chiamare fin da subito lo 02 92 94 72 22, vi ripeto, senza filtri né censure, ovviamente un po' di buonsenso, ecco, magari nel lessico, ma questo sta a voi, insomma, non costringeteci poi a interrompere le telefonate, ma di solito i nostri ascoltatori sono comunque estremamente chiari, senza bisogno di eccedere. Vi dicevo, osserviamo le notizie della settimana, ovviamente c'è il caso El Cudri, insomma abbiamo visto diverse situazioni, è stata più volte approfondita in questa radio da più colleghi, quindi andiamo un attimo oltre, restando comunque poi sul tema dell'Islam, dell'immigrazione, sul tema di questa Europa che insomma ha due facce, insomma, anche quando arriva qualche buona notizia, insomma, la mazzata è un po' dietro l'angolo, ma parliamo anche di casa nostra, perché poi l'immigrazione ha soprattutto queste come dire, questi risvolti su casa nostra. Ci sono stati in passato diversi libri, ne citerò alcuni. Sottomissione di Houellebecq, che è diciamo più vicina a noi. C'è un libro più lontano ma che racconta tragicamente quello che accade oggi, specialmente col pensiero unico, che è Il Campo dei Santi, un altro libro fondamentale che oggi non si trova sempre nelle librerie, che però insomma scritto poi da un diplomatico, un francese, insomma, che però ha capito insomma cosa sarebbe accaduto in pochi anni, insomma. Tra l'altro parla di flottiglie, parla di commentatori radio, parla di un'invasione vera e propria poi sul territorio e sulla perdita completa della nostra identità che dovrebbe essere difesa insomma dai valori principali. Quindi abbiamo visto di valori patriottici, insomma si è parlato molto del 2 giugno, ma anche ad esempio, e soprattutto dico io perché sono anche una parte importante della nostra cultura, dai valori religiosi che si estrinsecano non solo nella fede, ma insomma poi in tutti quegli atteggiamenti, in quei momenti religiosi che vengono vissuti poi anche da chi insomma non è credente, ma li accetta anche in nome di una tolleranza che poi il cristianesimo in realtà ha portato. I critici del cristianesimo insomma si ricordano solo certi eventi, insomma, o il fatto che comunque determinate situazioni del passato sono state superate. Oggi però insomma viviamo forse un po' in quell'aura di sottomissione, e ci viviamo perché per esempio a Milano proprio oggi dovrebbe diciamo accadere, dovrebbe avere luogo la processione del Corpus Domini, la festività insomma, la festività cristiana e cattolica in generale, che tutti conosciamo, con la consueta processione. Poi in alcune parrocchie la si può fare poi la domenica, in Duomo, diciamo, qui a Milano, insomma, l'arcivescovado l'ha sempre fatta nella giornata stessa, se non che, insomma,
pare che insomma la processione sia stata, come dire, cancellata dalle piazze e, come ha detto qualche cattolico eccellenze, è finita nelle catacombe. Cioè la diocesi di Milano ha rinunciato oggi alla processione del Corpus Domini, ufficialmente parlando di colpe di traffico e di turismo, insomma, no? Il problema a Milano sarebbe il traffico, come direbbe Gianni Stecchino, no? Il traffico, il grande problema è il traffico. Noi riteniamo che si tratti di una autocensura, di una chiesa che un po' si vergogna di questa fede, o che pure sa che a Milano ci sono determinati problemi e non vuole creare incidenti che poi verrebbero ripresi da questa destra vergognosa, eccetera. Cioè, alla fine la predicazione, insomma, un gesto religioso anche forte di vita nella vita di tutti i giorni, non lo si può fare, bisogna vivere nel nascondimento o in quella che i musulmani chiamano la taqiyya, la dimmitudine, insomma queste cose qui. Ecco, noi non siamo d'accordo con questo, ma adesso vi spieghiamo bene qual è la situazione. Vedo che abbiamo una telefonata, allora la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei, cara. Prego. Allora, io l'ho chiamata per le armi nucleari, Sì. tutt'altro genere di quello, come Sì. sempre, che sta parlando lei, Sì. e io direi stop all'Iran e a tutti gli altri paesi. Allora, dottor Tognini, le armi nucleari, no, l'Iran, ripeto, certamente no, perché, dico io, non tanto l'Iran e il suo popolo tutto, ma il suo governo islamico è da decenni una dittatura particolarmente aggressiva. Io poi considero che ormai gli stati in possesso di armi atomiche sono numerosi e maggiore è il numero, maggiore è la probabilità che a qualcuno, diciamo così, saltino i nervi e perda il controllo. Certo. Non sono poi da trascurare i possibili errori, dottor Tonini, anche se dagli anni '80, dico io, i sistemi satellitari di controllo e le reti informatiche sono molto migliorati. Vorrei ricordare anche la storia, credo poco nota, del colonnello Stanislav Petrov, che la notte del 26 settembre 1983 era al comando di un bunker nei pressi di Mosca, col compito di monitorare e reagire ad un possibile attacco americano. Allora i computer segnalarono l'arrivo dei missili americani. Dottor Tonini, se il colonnello avesse seguito le procedure sarebbe scoppiata una guerra nucleare, quel contrattacco nucleare russo. Ma il colonnello non era una macchina, era una persona di buon senso, secondo me, e preferì la prudenza, preferì aspettare e avere altre conferme. Forse quella notte, dico io, salvò l'umanità. Basta armi nucleari né all'Iran né a nessun altro. Nient'altro, io lo saluto e buona giornata. Grazie per il contributo. Allora, stiamo un attimo su questo tema. È chiaro che la proliferazione nucleare è stata fermata più volte dai trattati START, dai fondamentali poi apporti di Reagan, Gorbaciov e poi più avanti negli anni 80, 90, ma anche negli anni 2000. Il problema fondamentale è che qualsiasi stato canaglia nel mondo sa benissimo che per avere continuità nella propria legittimità bisogna essere intoccabile. Per essere intoccabile bisogna avere l'arma atomica. Ecco perché la Corea del Nord cerca l'arma atomica, ecco perché l'Iran cerca l'arma atomica, perché sanno che prima o poi, magari anche dopo un sonno di 10, 20, 30 anni, magari le democrazie oppure gli Stati Uniti, per i loro interessi, piuttosto che l'ONU, piuttosto che qualcun altro, potrebbe ritornare a metterci mano. E quindi anche gli stati canaglia vogliono l'arma atomica, non necessariamente per usarla, ma per utilizzarla politicamente, perché poi l'arma atomica è e resta, diciamo, un tale potenziale distruttivo che diciamo è imparagonabile, diciamo, no? Se conosciamo poi i film
degli anni 80, Wargame, eccetera, no? Qual è l'unico modo per vincere? È non giocare, se ve lo ricordate, i più bravi appassionati. È vero però che, per esempio, tutto il mondo arabo sarebbe ben lieto di nuclearizzare, per esempio, Israele, e Israele ovviamente reagisce. Si dice che in realtà di nascosto abbia l'arma atomica Israele, non è mai stata confermata, però c'è una grande possibilità. Il nostro paese, come Italia, aveva la possibilità di raffinare fin negli anni 60, diciamo almeno fino a una ventina di materiale, il materiale fissile per una ventina di missili balistici, che poi non ha evidentemente più fatto perché ha firmato i trattati. Sul nostro territorio molto probabilmente ci sono postazioni, aerei, missilistiche attivabili con testate nucleari, insomma penso ad Aviano, ma a Cameri, ma non solo, e a dimostrazione poi del potere americano che si è portato avanti. Ripeto, l'arma nucleare è soprattutto un potere diplomatico lasciato agli stati, perché è il potere per eccellenza della paura. È chiaro che poi bisogna evitare, come è accaduto nella dissoluzione dell'Unione Sovietica, che poi vada in mano invece dei fanatici, dei pazzi, o di chi, magari dei piccoli gruppuscoli che potrebbero davvero utilizzarla per scopi terroristici. E questa è la grande sfida dei giorni di oggi, ed è per quello che comunque bisogna tenere anche un dialogo, per esempio, con tutti quei paesi, per esempio dell'Asia centrale, ex sovietica, che comunque diciamo sono legati al mondo ex sovietico, però hanno tutti i problemi dell'Asia centrale, compreso i problemi delle minoranze o maggioranze islamiche e anche fondamentaliste. Quindi questo è uno dei fatti principali. Guardando a casa nostra, ripeto, torno sul tema della processione mancata. Stiamo parlando di una processione che insomma di un'idea che nasce in Europa fin dal 1200, è una solennità di cui insomma anche Papa Benedetto XVI parlava sempre come un giorno di festa, insomma riferendosi a Tommaso d'Aquino. Insomma, oggi invece c'è una risposta molto fredda dalla diocesi milanese, che speriamo insomma poi invece torni sui suoi passi, insomma. Però ripeto, da questa diocesi guidata da Mario Delpini traspare solo l'idea di una chiesa che gioca in difesa, che si ritira nelle sue stanze per celebrare le sue feste, un po' per vergogna di fronte al mondo, che peraltro distrattamente continuerà nelle sue attività incurante di tutto quello che succede fuori, mentre la visibilità oggi, sappiamo benissimo, viene data a tutt'altri gruppi, che insomma dai gruppi rossi ai gruppi LGBT, insomma da chi comunque ha sempre cercato più di tutto proprio una visibilità mediatica. Non si capisce questa scusa del traffico e dell'overtourism. L'anno scorso è stata da Piazza Santo Stefano fino al Duomo, l'anno precedente l'aveva portata dalla chiesa di San Leone Magno fino alla chiesa di San Giuseppe in via Donorione. Nel 2003 si era snodato il corteo nella parte est della città, in zona Niguarda, da via Valmaira a viale Cagranda fino all'ospedale Maggiore. Io mi chiedo, ma se lo chiedono anche in tanti, che turismo potrebbe mai esserci in zone anche così periferiche di Milano, e soprattutto che traffico, se poi si consente in realtà, come in tutte le processioni dei vigili, di transennare, di avvisare precedentemente. Insomma, lo si fa per le maratone, lo si fa per altre situazioni, per percorsi anche più lunghi. L'impressione è che in realtà sia la diocesi a non voler voluto, per paura un po' del giudizio del mondo e diciamo noi, ripeto, a pensar male si fa peccato e chiediamo perdono, però quasi sempre si indovina. Il discorso è che forse si temeva in qualche incidente, in una processione che magari passasse da qualche parte con delle grida
diverse nelle vie e che poi questi incidenti magari venissero ripresi da noi, cattiva stampa sovranista, che potessimo montare dei casi, eccetera e quant'altro. La realtà è un'altra, insomma, che ripeto, sembra davvero di essere nel libro di Houellebecq, insomma, no? In questo continuo ritirarsi, mentre altri, ricordiamocelo, per esempio, io me lo ricordo molto bene il 2009, quando la comunità musulmana senza alcun permesso occupò Piazza del Duomo per la preghiera inginocchiati verso la Mecca, sotto gli occhi benevoli della Madonnina che ancora oggi ci guarda, oppure per esempio le varie comunità per l'imminente Gay Pride. Quindi insomma capire un attimo dove vorremmo andare, no, uno schema che era già stato imposto un po' con la pandemia, allora c'era un po' la scusa delle misure di contenimento, oggi non si capisce quale sia questa scusa, no, io dicevo il ciaffico per citare Giovanni Stecchino ripeto, ma quello che si va a fare poi è cancellare una costante che è culturale e che, diciamo, toglie la fede pubblica a noi, forse anche in rispetto di una certa laicità mal predicata, per lasciare spazio a chi, diciamo, la sua fede pubblica non la perde, non ha nessuna intenzione di perderla, non ha nessuna intenzione di andare a patti. Ecco, allora forse dobbiamo ripensare anche queste politiche di accoglienza, perché diciamo, io sono un pessimo cristiano, però l'ho letto anch'io San Paolo, e quando dice San Paolo che la carità va fatta sempre e solo nella verità, la dico grossa, però se la carità la fai senza predicazione, la fai senza, insomma, spiegare che l'accoglienza che tu fai non è un calarsi le braghe, ma è un annunciare qualcosa di più grande, beh, allora ci perdi qualcosa. Fortunatamente, così parliamo anche di cose un po' più belle, qualcuno sembra averlo capito. Stiamo parlando di un'altra diocesi, di una diocesi un po' più periferica, che però è sempre stata molto attenta al tema dell'immigrazione, proprio per questioni evidentemente di periferia. Sto parlando della diocesi di Ventimiglia Imperia, diciamo, no? E in cui il vescovo Monsignor Antonio Suetta ha avviato ufficialmente un programma diocesano per evangelizzare i musulmani della sua diocesi. Ha rotto sostanzialmente un tabù. Accogliere l'immigrato è magari incompleto, può essere un tradimento se gli si offre tutto tranne l'essenziale, che cioè l'annuncio del Vangelo, della lieta novella, eccetera. Quindi, insomma, ecco, si torna forse a qualcosa di più ragionevole, no? C'è questa lettera pastorale alla diocesi sulla carità e l'annuncio di Dio, il documento, insomma, dal titolo "Non c'è amore più grande di questo", traccia le linee guida per l'annuncio ai musulmani che abitano nel territorio. Prende spunto tra l'altro da due importanti ricorrenze, che è l'anno speciale di San Francesco indetto da Papa Leone e il 60° anniversario di Nostra Aetate, che è una dichiarazione conciliare rivolta alle altre fedi, abbastanza criticata per esempio dai tradizionalisti cattolici, però si ricorda per esempio l'esempio di San Francesco, che voi insomma, che non è solo quell'icona anche un po' zuccherosa che certa sinistra, ma anche certa TV vuole mostrarci, insomma, no? C'è stato questo incontro 1219 tra il poverello di Assisi e il sultano di Egitto, e il testo ci ricorda che l'evangelizzazione si fa innanzitutto con le opere e la testimonianza di una vita coerente. Ecco, insomma, in questo discorso, insomma, no, ecco, se andate a ricercare questo episodio, che si cita sempre poco, l'incontro di San Francesco con il sultano, sicuramente è importante, insomma, si legge anche quello che è un po' un messaggio, che è stato il messaggio anche per esempio di Benedetto
XVI con una pastorale attiva e un dovere. Il dovere, ecco, dell'annuncio, quindi la carità resta disinteressata, ma la testimonianza deve essere coerente, e in questo insomma ci rivediamo anche noi, ripeto, pessimi cattolici, ma insomma, ma come diciamo come tanti, insomma cerchiamo anche noi di mantenere una linea e una strada, insomma. E tra l'altro, se parliamo della Chiesa, insomma, ci sono anche in questi giorni situazioni contrastanti. Ha fatto scalpore l'affido da parte di Leone XIV del dicastero Vaticano a Maria Montserrat Alvarado, che sostanzialmente era la direttrice della TV cattolica un po' più critica nei confronti di Bergoglio, quindi si sono fatte varie speculazioni, ma il fatto è che comunque, insomma, il pontefice sta riorganizzando non solo la curia, ma sta dando comunque spazio a una comunicazione che sia veramente e finalmente, insomma, all'altezza, insomma, anche del mondo di oggi, perché poi abbiamo visto spesso i pontefici, lo stesso Papa Francesco, venire bellamente silenziato o censurato quando parlava di temi sensibili, quando parlava per esempio di aborto o di altro, per darne anche lì l'idea di un Papa più vicino a certe istanze. In realtà non è così, o è così solo in parte, ecco, mettiamola in questo modo. La stessa CEI in questi giorni diciamo ha fatto una leggera polemica coi cappellani militari perché erano presenti alla sfilata del 2 giugno. Insomma, ma ripeto, cappellani militari non sono mai stati un ornamento così delle armate, delle armi, ma sono sempre stati un sollievo, un sostegno, una guida spirituale ai soldati nelle situazioni più disparate. Insomma, la verità ci ricorda che sono stati cappellani militari Don Carlo Gnocchi, insomma, che si è prodigato nei confronti dei mutilati. Lo stesso Papa Roncalli fu cappellano militare, lo fu Don Minzoni, quindi diciamo stiamo parlando comunque di personaggi noti per la loro carità e non certo dei militaristi. Ecco, quindi questo è un po' il panorama che abbiamo voluto dare, insomma, anche questa volta uno sguardo più religioso, anche preoccupato, ripeto, da laici preoccupati di quanto sta accadendo, insomma, specialmente a Milano. Siamo in prossimità della pausa, quindi io ridò lo spazio alla regia e ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non per Rise, seconda parte della nostra trasmissione, ripeto, per intervenire, per dare il vostro
contributo, le vostre osservazioni. Potete farlo sempre in diretta senza censure allo 02 92 94 72 22. Quindi abbiamo parlato un po' di casa nostra, allarghiamo un po' il campo, parliamo di Europa perché insomma dall'Unione Europea, come si suol dire, insomma un po' di taglia e medega, come si dice a Milano, insomma, no? Un batti e ribatti in cui forse ha un po' di speranza per questo accordo sull'energia, però si prosegue sulla solita risma per quanto riguarda per esempio le armi, per quanto riguarda le risorse proprie, i fondi di coesione. Insomma, siamo sempre e costantemente a metà del guado, e quindi sostanzialmente sempre con il rischio di affogare. Ecco, questa è un po' la situazione. Diciamo che la lettera del Premier Meloni a Ursula von der Leyen è stata comunque molto ficcante. L'intervento del ministro Giorgetti ha fatto sì che l'Italia potesse strappare effettivamente all'Europa un minimo di flessibilità pari allo 0,6 del PIL per recuperare risorse sull'energia, sebbene Bruxelles la butti soprattutto sulle rinnovabili. Però ripeto, questo spazio, questo sforamento possibile può essere l'occasione per ricalibrare a nostra volta gli investimenti nazionali, e quindi avere questi complessivi 13 miliardi in 2 anni per lavorare, per avere un percorso che comunque dà spazio alla ricerca, ma dà spazio soprattutto a interventi che diano autonomia energetica, quindi non solo e non tanto per calmierare i prezzi, ma per creare, diciamo così, un ambiente più resiliente a quelle che sono le crisi, come la crisi del momento, insomma, dello stretto di Hormuz. Le deroghe per l'energia saranno attivate seguendo sostanzialmente la procedura che era già stata attivata per la difesa, ecco, anche perché insomma sarebbe stato un po' difficile da spiegare, insomma, che si dà spazio alle armi, non si dà spazio all'energia, insomma, ecco. E quindi tutti gli stati potranno presentare una richiesta formale a cui seguirà poi una proposta della Commissione e l'approvazione del Consiglio. Ripeto, questo 0,6 del PIL, quindi 6,8 miliardi con un tetto massimo poi nei 2 anni di 13. La Commissione certificherà questa apertura alla flessibilità al più presto, e diciamo che queste deroghe insomma potrebbero aggiungersi peraltro anche a una risistemazione di quella che è ancora l'ultima parte dei fondi di coesione del PNRR. Von der Leyen ha parlato ancora di un mini tesoretto che si potrebbe intaccare, però è chiaro che insomma si sta giocando sui decimali, mentre in realtà l'Europa resta più un problema che effettivamente un'opportunità. Ecco, questo lo dobbiamo dire per amor di verità. C'è di buono che insomma è arrivato, come vi dicevamo, insomma il via libera al modello italiano per quanto riguarda i rimpatri dei migranti. PD e 5 Stelle ovviamente insorgono, però questa intesa sul regolamento che di fatto introduce il foglio di via comunitario e apre i centri nei paesi terzi, insomma comincia a prendere piede. Il PD comunque parla di calpestare i diritti, generazione di caos e quant'altro, però di fatto la situazione è questa e dovrebbe migliorare. In ambito europeo però c'è ancora chi la fa da padrone e vorrebbe tenere tutto per sé e vorrebbe utilizzare ancora una volta, dopo i guasti del Green Deal nato a sua volta dopo lo scandalo del Dieselgate, e chi, dicevo, vorrebbe utilizzare queste situazioni per farsi gli affari propri. Stiamo parlando come sempre del convitato di pietra, di quei patti leonini fatti un po' sulla pelle dei 27, e sto parlando della Germania. Ancora una volta Merz tenta di risollevare la Germania e peraltro anche il proprio gradimento, che è ai minimi, in quanto insomma AfD è nettamente avanti ai cristiano-democratici. Come?
puntando su Kiev, a cui promette l'ingresso in Europa per essere il primo e il più importante a vendere armi, a essere beneficiario della ricostruzione e a godere dell'immensa ricchezza agricola dell'Ucraina e delle terre rare. Con quali soldi? Ovviamente coi soldi di tutti, coi soldi dei 27 dell'Europa. Quindi c'è un bel approfondimento su Panorama che insomma dice i tedeschi hanno fame di Ucraina, ecco. Proprio Merz ha rispolverato quel detto che poi è diventato un po' iconico della Merkel: ciò che è buono per la Germania è buono per l'Europa, che è tutto da dimostrare, però loro ci hanno provato in ogni modo, ecco, a far convergere l'Europa su quello che vuole la Germania, insomma, ecco, questo è un po' il discorso. La linea del cancelliere tedesco comunque è abbastanza preoccupante, insomma, se è vero che Merz vuole sostanzialmente risolvere i problemi della Germania e anche i suoi, armandosi fino ai denti a scapito degli altri soci della UE, appunto con questi programmi SAFE, ex Rearm Europe, fino a diventare il contraltare degli Stati Uniti all'interno della NATO, insomma, no? È talmente preoccupante che, pensate, perfino la più grande vestale dell'Europa che abbiamo in casa nostra, insomma, quello che ha aperto poi a tanti problemi successivi, ha aperto alla Cina, ha aperto alle eurotasse, stiamo parlando di Romano Prodi, dice: l'Unione Europea è un'unione di minoranze. Se la Germania pensa di poter essere il leader dell'Europa, l'Unione Europea è finita. Però doveva pensarci prima, cioè, perché anche prima abbassavano un po' la testa davanti a Frau Angela, insomma. Aggiungendo l'idea che ci sia un solo paese al comando vuol dire che gli altri non ci stanno e quindi è la fine dell'Europa. Detto questo, Berlino non arretra di 1 millimetro, ci sono vari vertici. Salta forse l'antico asse Berlino-Parigi, che era nato soprattutto in virtù del fatto che la Francia rispetto alla Germania ha 2 asset importanti, che sono il nucleare e la presenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, che fanno molta gola alla Germania, ma sostanzialmente oggi cerca la Germania di comprimere il lavoro degli alleati e per riarmarsi sfora il 3% nel rapporto deficit-PIL senza che nessuno a Bruxelles sostanzialmente dica nulla, anzi inventandosi un prestito per le armi che in realtà ha però delle condizionalità, perché all'interno poi della parte finanziabile sostanzialmente ci sono tali vincoli che poi alla fine soprattutto la produzione franco-tedesca ne verrebbe avvantaggiata, proprio a scapito anche per esempio della nostra industria nazionale, di Leonardo e di altri, insomma. Quindi agli altri ci sarebbero le briciole, mentre poi sappiamo i vari Rheinmetall, i vari produttori farebbero ancora una volta la parte del leone. Stiamo parlando sostanzialmente di un patto che Berlino fa con le sue industrie, soprattutto quelle automobilistiche, che danno spazio alla loro parte bellica. 100 miliardi che sostanzialmente diventano aiuti di Stato non dichiarati, ma aiuti di Stato effettivi, insomma, ecco, che alla Commissione ovviamente vanno bene perché i funzionari sono tutti di stretta osservanza filo tedesca o filo CDU, insomma, ecco. E ripeto, addirittura Merz invia una lettera a von der Leyen e ad Antonio Costa, al Presidente del Consiglio europeo, per fare entrare l'Europa per le vie brevi nell'UE, insomma, inventandosi il ruolo di membro associato che non è neanche previsto nei trattati, insomma. Stiamo parlando di comunque di un qualcosa che è comunque molto preoccupante, e anche in questo caso ci viene in aiuto, come dice lo stesso Panorama, il detto di Giovanni Falcone: follow the money, seguite i soldi. E quindi insomma verifichiamo un po'. I fatti ci dicono che la Germania sta varando un piano di riarmo per 900 miliardi di euro, è una spesa da giustificare. Significa reclutare 60.000 militari, da qui l'idea di tornare anche in Germania
alla leva obbligatoria per arrivare in un decennio a 260.000 effettivi. Significa trasformare l'esercito federale, la Bundeswehr, nell'esercito convenzionale più potente d'Europa. Il capo supremo di Rheinmetall, che è Papperberg, che addirittura voleva anticipare il governo, insomma, sta parlando di 7,5 miliardi di euro solo nell'ultimo anno per questa grande azienda. Così i tedeschi hanno superato la Cina, diventando il quarto maggiore esportatore mondiale di armi pesanti, con una quota di mercato molto importante. Dal piano Merz, probabilmente proprio per Rheinmetall, potrebbero arrivare circa 300 miliardi, trasformando in fabbriche sostanzialmente di carri armati e di mezzi, diciamo, di servizio gli stabilimenti dismessi da Mercedes e BMW, colpite dal Green Deal della signora von der Leyen e sorpassate dai costruttori cinesi di auto elettriche. La mossa del cancelliere è di rialzare l'economia tedesca, che da 3 anni è ferma con una crescita media reale dello 0,2, quindi altro che le critiche della nostra sinistra al governo Meloni, e ne hanno bisogno perché altrimenti, insomma, poi si parte con l'instabilità e la crisi anche in casa loro, insomma, perché poi AfD sta al 29, la CDU non arriva al 22, insomma, i socialisti al 12, i Verdi al 14, di cui buona parte sono le minoranze, le varie minoranze etniche. Berlino in questo caso cosa vuol fare? Vuole che Kiev compri da lui con i soldi dell'UE, ma ci sono poi altre poste in gioco che vuole guadagnare. La prima appunto è la ricostruzione. Si stima che ci vorranno almeno 500 miliardi di euro e Berlino brama essere in prima fila, anzi desidera essere, come si suol dire, il general contractor. La seconda è l'immensa ricchezza agricola e di terre rare che l'Ucraina custodisce. Dall'agricoltura, solo dai campi, diciamo, l'Ucraina ricava il 10% del suo PIL, coltiva 42 milioni di ettari su 150 milioni disponibili per una produzione che vale 30 miliardi tra mais, grano e olio di girasole. Quasi tutta la produzione è intermediata da 4 sorelle, le americane Cargill, Bunge e ADM e la franco-canadese Dreyfus. Insieme fatturano 600 miliardi di euro. Ebbene, Merz cerca di sostituirsi a loro puntando ad un accordo preventivo con Zelensky e sostanzialmente facendolo pagare alla UE. Però è chiaro che l'ingresso dell'Ucraina in Europa comporterebbe una riduzione di base del 24% dei fondi PAC, della politica agricola comune, per tutti gli altri paesi, 91 miliardi in meno, che vorrebbe dire distruggere l'agricoltura non soltanto italiana ma anche francese e spagnola. Al netto della corruzione e della scarsa democraticità, questo dei contributi agricoli è uno dei principali motivi di opposizione all'interno del piano Merz, e quindi già si stanno comunque muovendo altri governi, quelli dell'Est Europa in particolare, che hanno costretto l'UE a reintrodurre dei dazi, e comunque ovviamente chi anche all'interno dell'Europa, diciamo nella parte principale del nocciolo europeo, sta pensando proprio a questo, insomma, ecco. Spendere molto quindi del PIL in armamenti rischia anche di cedere la leadership militare, oltre che quella economica, alla Germania, diciamo. Si dice insomma che tutto questo nasca da una frase di Bismarck: un vero statista, quando gli viene a mancare il nemico, se lo deve inventare, e Merz insomma in questo caso ci ha un po' creduto. Ecco, questa è un po' la situazione che noi vediamo in maniera molto chiara sulla nostra Europa, e quindi dobbiamo evidentemente fare le nostre rimostranze, mentre la sinistra, ripeto, in Italia non è di aiuto al nostro paese, sa solo parlare di patrimoniale. Insomma, abbiamo visto questa settimana che è tornato l'asse Schlein-Landini su questo chiodo fisso, mentre qualcuno nel PD cerca di smarcarsi, abbiamo visto Pina Picerno e altri. Insomma, si continua su questa idea un po' strana della tassa sui ricchi. I super ricchi
quelli se ne vanno e comunque non pagano. Se per ricchi si intende il ceto medio, siamo tutti rovinati, insomma, ecco, il discorso è un po' questo. C'è questo incontro Schlein-Landini, voi sapete tra pochissimo dovrà lasciare il suo mandato e quindi probabilmente vorrà gettarsi anche lui in politica, come hanno fatto tutti i segretari prima di lui. Il problema è che sostanzialmente questa tassa sui ricchi è sempre stata un flop. Ci sono perfino degli studi di Bruxelles che lo provano. I balzelli, la vera patrimoniale che noi abbiamo è quella sulla casa, e che comunque già adesso è superiore alla media europea, e ripeto, vorremmo evitare insomma un effetto Mamdani della sinistra, per cui davvero chi potrebbe avere dei soldi da investire nel nostro paese non lo fa e se ne va. Insomma, ricordate tutti quella famosissima tassa sugli ormeggi delle barche di lusso introdotta dal governo Monti, che non ha fatto altro che portare le barche di lusso in Corsica, in Costa Azzurra, in Croazia, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che questa idea, insomma, punitiva della sinistra non porta da nessuna parte. Farebbe piacere ritornare ad una sinistra che difende il lavoratore di casa nostra e quindi difende, per esempio, il dumping effettivo sui salari che sta creando l'immigrazione. Ma probabilmente l'immigrazione, come ben sappiamo, è fondamentale per un'altra narrazione e per gli affari di qualcun altro, e quindi la sinistra si guarda bene dal denunciare l'immigrazione, salvo pochissimi personaggi che comunque sono stati poi isolati. Insomma, penso per esempio a Marco Rizzo, che ha fatto poi tutt'altra strada, peraltro con risultati non esattamente esaltanti, ecco. Però c'è quest'idea anche di una sinistra che si smarca. Abbiamo visto anche in Germania Sarah Wagenknecht, che insomma da responsabile di una sinistra radicale, insomma, si sta portando quasi su una critica di tipo sovranista, pur restando, ripeto, vicina alle posizioni, ripeto, soprattutto della classe media, della classe operaia. Ecco, forse ci vorrebbe un po' più di coraggio in questa sinistra e un po' meno restare sui comodi allori del sindacato, della stampa e del mondo gramsciano che si sono creato, di queste casematte di potere che sembrano un po' indistruttibili. Ecco, questo è un po' il panorama. Tra l'altro una sinistra che non smette di mostrarci le sue contraddizioni. Conosciamo tutti molto bene il fumettista amico dei centri sociali Zero Calcare, che pare che nella sua ultima serie abbia pagato davvero 2 spicci i lavoratori, insomma, tecnici e partite IVA, come rileva anche il giornale, impegnati nell'ultima serie con stipendi da 6 euro l'ora, turni massacranti. Stiamo parlando comunque di un'opera che ha ricevuto anche milioni dal tax credit, ancora una volta, quindi soldi pubblici, perché sono soldi facili, perché sono soldi di qualcun altro, no? E poi ovviamente tante belle parole, però poi quando si arriva in queste situazioni sappiamo benissimo che denuncia il patriarcato finché vuoi, però insomma vediamo che al giorno d'oggi, insomma, certa sinistra se non può sfruttarle certe situazioni, quantomeno non le denuncia, come è accaduto col caporalato, specialmente in Puglia, anche ad opera per esempio degli stessi immigrati nei confronti dei loro connazionali. Quindi una situazione davvero, davvero tremenda, che noi continueremo a denunciare e che, ripeto, da queste frequenze vogliamo che si chiarisca una volta per tutte. Io vi ringrazio per averci ascoltato, per averci dato la vostra attenzione. Vi ricordo che potete intervenire, chiamare sempre in diretta, e vi do l'appuntamento con Sic et Non alla prossima settimana. Avete ascoltato